tutti. Siamo qua oggi per inaugurare la scuola materna del plesso Civistella, il secondo stralcio di un progetto molto più grande, iniziato tanti anni fa e che appunto oggi è arrivato nel suo secondo scalino, nel suo secondo step, come si dice. Adesso ci sarà nei prossimi anni da completare quel sogno, chiamiamolo così, che è il plesso della scuola Civistella, con l'ultimo pezzo che sarà la palestra. Per la nostra amministrazione è stata un'opera veramente importante, non solo per il recupero di questa scuola, che è nel cuore di Telio di Po e che è uno dei pochi edifici storici che ormai sono rimasti, ma soprattutto perché quando abbiamo iniziato il nostro percorso amministrativo nell'ormai lontano 2012, la scelta non era come facciamo la scuola, se utilizziamo questo progetto oppure quest'altro, ma la scelta era facciamo la scuola oppure restituiamo i soldi alla Regione Veneto perché non ce la facciamo. Diciamo che ci abbiamo messo tanta tenacia, tanta forza di volontà, ci abbiamo messo anche qualche anno, ma alla fine siamo riusciti a portare in porto veramente quello che noi riteniamo sia un buon risultato. Evidenziare insomma questo momento che è particolarmente significativo per la nostra comunità, perché la scuola rappresenta quello che è il futuro, quindi rappresenta quella che è la nostra comunità, e un'opera che è partita da lontano, che è partita negli anni e che si sta finalmente arrivato ad una conclusione. Allora, noi vorremmo dire una cosa importante a nome della scuola, siamo tutti qua e io credo che non potesse esserci un dono di Natale più grande di questo. E la scuola riceve un regalo enorme ogni volta che c'è un'attenzione così forte da parte dell'amministrazione comunale nei confronti delle scuole, e la scuola non può che esserne grata. E la scuola, come avete giustamente detto, è la casa dove passano tutti i bambini, tutti i residenti del comune di Taglio di Po, e quindi è la seconda casa dei nostri bambini. E particolarmente significativo è anche il periodo, quindi dono di Natale e anche il momento di passaggio. Si chiude l'anno nella scuola vecchia e iniziamo l'anno in una nuova scuola, per cui non possiamo tutti, genitori, bambini e insegnanti, non possiamo che dirvi grazie di vero cuore di questo grande regalo. Questa scuola è stata una cosa molto importante per l'amministrazione, perché ha un impatto sociale notevole, non solo ovviamente, riguarda ovviamente i bambini e l'educazione dei bambini per come è stata concepita. Un altro aspetto che è stato valutato è anche stato l'aspetto, come vedete, estetico, nel senso che l'architettura e l'edificio ha anche un suo valore, perché è giusto che i bambini inizino a vivere anche sempre di più nel bello, perché il bello continua anche a far crescere meglio i nostri figli. È giusto che i meriti siano ripartiti, perché ovviamente un intervento di questo tipo non può essere solamente a capo di tutti. Insomma, è partito da un concorso di idee con la Margaret e poi sono stata portata avanti dalla Stazione Ferro e noi stiamo concludendo un'altra fase. Dopodiché devo ringraziare ovviamente assessori regionali e consiglieri regionali che insomma hanno contribuito e hanno partecipato attivamente affinché quest'opera sia realizzata. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona festa a tutti.